Mattia liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora diceva Henry Kissinger in un famoso, triste ma fondatissimo aforisma che l'Europa è un gigante economico, un nano politico e un verme militare. Ora Kissinger non aveva ancora conosciuto l'Unione Europea, aveva a che fare con i suoi progenitori, diciamo, con i primi progetti parziali di unificazione del continente in un'unità politico-burocratica. L'Unione Europea non solo ha inverato il suo aforisma, ma se possibile ha peggiorato la situazione, nel senso che dedicandosi progressivamente diciamo questa tecnocrazia illuminata portavoce di follie ideologiche, caso di scuola Green Deal calato sulla pelle dei popoli europei, l'Europa ridotta a Unione Europea, da cui non a caso il Regno Unito è fuggito a gambe levate, è sempre meno anche un gigante economico, perché dedita in modo masochistico e sistematico anche ora, anche che il Green Deal è stato smascherato in tutta la sua follia economica e in tutto il suo essere anche in ritardo sulla storia, l'Unione Europea va avanti in modo acritico e quindi è una sorta di grande leviatano superstato da Bruxelles, come diceva la signora Thatcher, che si rivolta contro la propria economia. Politicamente l'Unione Europea è stata nel migliore dei casi irrilevante, nel peggiore dei casi dannoso, o probabilmente non è mai effettivamente esistita da un punto di vista politico, nel senso che è stata via via portavoce di singole politiche di potenza di stati europei, in una prima fase del riscatto, diciamo, post-unificazione, post-guerra fredda della Germania, finché la Germania è stata l'indiscussa locomotiva economica europea, grazie anche a una palese ipocrisia valoriale per cui si appaltava la difesa agli Stati Uniti e si imbastivano vie commerciali preferenziali con Russia e Cina, perché questa è stata la politica, per esempio, della signora Angela Merkel. Poi più recentemente l'Unione Europea è stata luogo di manifestazione della politica di potenza francese, del bonapartismo inverosimile di Emmanuel Macron, cosa che mostra anch'essa però il fiato corto, nel senso che la situazione della Francia economicamente è molto pesante e la legittimazione di Macron in casa sua è ai minimi termini, ma insomma non è mai effettivamente esistita come voce politica continentale. Da un punto di vista militare è stata lo zero assoluto, si è cullata appunto nell'ipocrisia irenista per cui l'Europa si dedicava agli affari perché tanto ci pensava il contribuente americano. Ora sembra si stia riorganizzando in queste ore, ma siamo veramente ai prodomi, peraltro i leader non sono d'accordo tra loro appunto perché non c'è un minimo comune denominatore di visione. Ebbene, cosa fa Repubblica per tramite della sua firma d'eccellenza, ospite fisso da Fazio e gran maestro dell'alfabeto radical chic Michele Serra, convoca questa imprescindibile manifestazione, una piazza per l'Europa, sabato 15 marzo, per difendere tutta questa storia fallimentare. Noi siamo l'Europa, una manifestazione di orgoglio europeo senza nessuna bandiera di appartenenza se non la bandiera europea, ha concionato ieri sera Serra appunto da Fazio, che gli ha messo il suo salottino come megafono a disposizione. Il problema è proprio quello, senza nessuna bandiera di appartenenza. Cioè tra pochi giorni Serra e Co rivendicheranno questo progetto completamente disincarnato dalle storie dei popoli europei, dalla concreta storia europea che, come ricordava sempre la Thatcher, è caratterizzata da differenze nazionali, da pluralismo delle identità, da appartenenze. Tante appartenenze formerebbero un'Europa lucida, diciamo, confederata, non unificata in modo forzato attorno a un politburo, ma sarebbero il punto di partenza. Invece la falla di questo progetto
appunto ideologico era che l'appartenenza nazionale era un disvalore e andava cancellata. Per fortuna la storia sta voltando pagina, per fortuna il cambio di paradigma imposto da Trump sulla scena mondiale, l'affermarsi delle identità che possono essere, come dire, messe tra parentesi ma non castrate alla lunga nei vari paesi europei, sta sempre di più riprendendo piede anche in termini elettorali, quindi questa manifestazione lanciata da Serra sembra più un ritrovo di nostalgici, di sconfitti dalla storia che stanno ancora lì a rivendicare l'Unione Europea. Intanto, per fortuna, la storia sta andando avanti. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18. Tra un manifesto e lo specchio